Amici di F Motori, ben ritrovati al magazine settimanale del Motorsport. Su Telefriuli un saluto da Marco Angileri. In questa nuova puntata focus su Rally Valli della Carnia, che questo weekend sta catalizzando l'attenzione degli appassionati delle quattro ruote di traverso. Ne parleremo assieme al giornalista Carlo Ragogna. E poi spazio l'Italian Bahia, gara di Coppa del Mondo che andrà in scena il prossimo fine settimana. Per l'occasione abbiamo incontrato l'organizzatore Mauro Tavella. Ma partiamo con il servizio sulla gara di campionato regionale enduro di Aviano. Il campionato regionale enduro Friuli Venezia Giulia è arrivato al Giro di Boa con l'appuntamento di Aviano di domenica 26 giugno, valido come quarta tappa della stagione con 151 piloti al via. La gara è stata organizzata dal Motoclub Pedemontano, che in un solo mese ha messo in piedi una gara di tutto rispetto, anche grazie al prezioso supporto dell'avianese Maurizio Micheluz, campione europeo e track inspector del mondiale. Due le prove speciali allestite, una enduro test in località Marsure caratterizzata da sottobosco e pietre e un cross test disegnato all'interno della pista di motocross di Cordenons. A dominare la scena è stato il trevigiano Carlo Minotto, che conquista la classifica assoluta davanti al friulano Vanni Cominotto, vincitore della classe Master 4 tempi. Ottima prestazione per il giovane portacolori del Motoclub Manzano e team Specia Thomas Bastiani, terzo assoluto e prima tra i cadetti. Tra le classi nella Junior 2 tempi Christian Morgut domina, mentre Simone Dario vince la Junior 4 tempi. Nella Master 2 tempi Luca Fanna conquista il gradino più alto del podio. Nella Senior 2 tempi la spunta Gianluca Tami, mentre Mauro Minute conquista la Senior 250. Dominio incontrastato invece nella 450 Senior per Kevin Quass, che sale sul gradino più alto del podio. Fabrizio Riaz si impone nella Ultra Veteran, mentre Luca Brollo si aggiudica la classe Veteran. Nella Expert 2 tempi vince Michele Manfè, si aggiudica la classe, mentre Villi della Pietra fa sua la Expert 4 tempi. Nella classe riservata agli ospiti, primo posto per Carlo Minotto, seguito da Filippo Moletta, terzo Jacopo Crepaldi. Tra i motoclub pari merito tra il Pino Medeot e il Manzano, entrambi primi con 57 punti. Il campionato regionale enduro Friuli Venezia Giulia ritornerà il prossimo 4 settembre. Sentiamo in sequenza l'intervista di Carlo Minotto, il vincitore della classifica assoluta, e Vanni Cominotto, secondo e primo del campionato regionale. Niente, la gara è andata bene, mi sono divertito molto, le speciali erano davvero belle, un terreno abbastanza insidioso. Faccio i complimenti al motoclub organizzatore, al mio team che mi ha supportato anche oggi, agli sponsor e niente, alla fine qui in Friuli riescono sempre a organizzare belle gare con belle speciali. Ci vediamo al prossimo weekend all'Under 23 e ciao a tutti. Allora, oggi è andata discretamente bene, anzi diciamo bene, perché ho fatto secondo assoluto dietro un velocissimo Carlo Minotto. È stato inavvicinabile tutto il giorno e non sono mai riuscito ad avvicinarmi a lui, quindi una seconda posizione assoluta che mi sta bene, non troppo perché sarebbe bello ogni tanto vincere, ma comunque va bene così. Faccio i complimenti a tutto il Motoclub Pedemontano per l'ottima riuscita della gara, anche perché hanno avuto veramente pochissimo tempo per prepararla e hanno avuto un ottimo risultato. Buonasera a Carlo Ragogna, siamo collegati con il cuore del Rally Valli della Carnia. Lui come responsabile dell'ufficio stampa ci racconterà appunto questa fase. Ricordiamo che la gara è partita appunto sabato 2 e continuerà fino alla sera 17:30 di domenica, quando ci saranno le premiazioni. Partiamo innanzitutto da un dato importante, perché Carlo, il numero di iscritti è, mi sembra, 118. Questo è sicuramente un numero molto positivo. Sì, senz'altro. Buonasera intanto a tutti gli amici di F Motori. È un numero molto positivo, siamo molto contenti. Il Carnia Pistons ha lavorato bene, ormai ha una patente di affidabilità molto consolidata e quindi questo dato positivo dimostra l'attaccamento a una gara che si annuncia sicuramente spettacolare. Gara spettacolare a partire da quelli che sono poi i premiatori, senza nulla togliere agli altri, cioè ai piloti con le vetture R5 massima categoria. Lo spieghiamo agli amici a casa che non lo sanno: per correre ad esempio il campionato italiano, averne 18 è sicuramente un numero importante.
è sicuramente un numero importante, come dicevo, garanzia di spettacolo, di grande selezione, di confronto, perché ci sono big contro big, così io li ho presentati nei vari comunicati stampa. Abbiamo Marco Signor, che è attualmente in testa alla classifica della Coppa Rally Zona dopo il bel secondo posto ottenuto al Rally di Biancavallo a maggio. Poi c'è Filippo Bravi, che ha vinto l'anno scorso e quindi cerca naturalmente un bis di gran classe, e soprattutto vuole rifarsi della delusione del Biancavallo, dove è uscito di scena subito nella prima prova speciale. Poi c'è Dimitri Tommaso, terzo al Biancavallo, altro vincitore del Rally Valle della Carnia nel 2014 nella prima edizione, allora con una Clio Super 1600. Ci sono altri contendenti di vaglia che possono naturalmente inserirsi nella lotta per il podio, lo stesso Claudio De Cecco con un'altra Hyundai di Friul Motor, il patron della scuderia di Bravi, il preparatore, quindi insomma c'è tanta carne a fuoco. Certo che Marco Signor, pur essendo meno favorito sotto l'aspetto della conoscenza del tracciato, è il pilota più blasonato, lo ricordiamo, per lui titoli italiani, perciò è sicuramente l'uomo tra virgolette da battere, però sappiamo quanto Filippo Bravi, se tutte le cose vanno a posto e se fa quello che sa fare, che ha fatto lo scorso anno, è partito pronti via ed è stato in testa dall'inizio alla fine con una gara veramente entusiasmante, perciò una cosa è certa, ne vedremo delle belle soprattutto tra Marco Signor e Filippo Bravi. Sì, sicuramente è loro il duello che caratterizzerà la gara. Marco Signor comunque ha vinto nel 2019, certo le prove di quest'anno sono diverse, a parte la prova di Voltois, c'è la novità di Avaglio, Val di Lauco che comunque è stata modificata, lo stesso vale per il Passo Duron, quindi insomma ci sono delle novità che lui certamente deve metabolizzare, però insomma è un pilota che ha una grandissima esperienza, e dobbiamo anche spezzare una lancia a favore di Filippo Bravi, che è bravissimo, corre praticamente in casa, però Filippo Bravi corre pochissimo, dal Biancavallo in poi non ha più corso, mentre il suo rivale naturalmente è molto più allenato, perché bisogna sempre considerare questo, che anche Filippo Bravi ha un grandissimo talento, ma purtroppo per motivi di budget lavorativi eccetera, lui non gareggia molto e quindi certamente soffre da questo punto di vista. Anche se a tutti gli effetti è ancora un pilota in fase di crescita, perché il suo passaggio alle vetture più importanti di classe superiore come la R5 è avvenuto negli ultimi anni, dopo che lui ha fatto per diversi anni trofeo dalla Twingo alla Clio R3, dimostrando il suo grande valore nei appunto trofei nazionali, perciò sappiamo di che pasta è fatto. Poi parlando degli altri, vedo, non so, mi viene in testa Zille che vuole prendere le misure su un R5, ad esempio, un pilota che comunque va sempre forte, solitamente con delle vetture meno prestanti, però questa volta ha voluto alzare l'asticella. Sì, Enrico Zille, pordenonese di Porcia, ha voluto alzare l'asticella, ha iniziato già il Biancavallo con questa Ford Fiesta Rally 2, è una macchina che comunque è uno scalino sotto rispetto alle più evolute Skoda e alle Hyundai di ultima generazione, quindi certamente da questo punto di vista sconta un po' di difficoltà prestazionale. Poi lui ci mette del suo. Volevo tornare un attimo su Filippo Bravi, se mi consenti, certo, anche per sottolineare la sua onestà. Lui a me l'ha detto, insomma, che al Biancavallo un po' perché c'erano in ballo tante emozioni, c'era Signor, c'era il confronto con Luca Pedersoli con una VRC, insomma lui è partito a razzo, poi purtroppo ha sbagliato, può capitare, ed è uscito subito di scena, ma insomma c'erano fortissime motivazioni, e per questo torno al discorso di prima, cioè il fatto che lui comunque corre poco e quindi quando è in gara deve dare tutto. Poi l'esperienza di Claudio De Cecco, ovviamente, che tenterà sempre di infilarsi a podio come ha già fatto in passato, un pilota esperto che può essere anche d'aiuto allo stesso Filippo Bravi, perché sappiamo, essendo colui che poi gestisce la Hyundai 20 dello stesso Bravi, può dare anche i consigli giusti per il setup della vettura, ad esempio. Certo, assolutamente può essere un valido supporto con la grandissima esperienza. Io non ricordo più quanti assoluti ha vinto. Saranno grosso modo un'ottantina, circa un'ottantina. Sì, lui lo aggiorna, poi andando a correre anche in Slovenia, cioè facendo molte gare comunque, no? Ma è sempre sulla breccia, ma certamente può essere un consigliere prezioso per Bravi. Poi sai, a livello di gara mi viene in mente che c'è sempre qualcuno, un outsider
come Marco Zanier, che con una Clio Williams è in grado comunque di lottare per i primi 10, perché lo troviamo sempre in posizioni incredibili, soprattutto se davanti qualcuno si ritira, e lui invece con la sua costanza, con la sua bravura, col suo piede destro pesante riesce a collocarsi dove molti altri con vetture più performanti non arrivano. E poi tra le curiosità, ecco, mi veniva in mente adesso che noi abbiamo in gara Fabrizio Martinis, che io adesso non lo so se sbaglio, ma credo sia la prima volta che fa il Rally Valle della Carnia nella nuova... Sì, penso anch'io perché prima aveva un altro ruolo, quello di addetto alla sicurezza, di comunque uno dei responsabili dell'organizzazione, non ha mai potuto correre. Questa dovrebbe proprio essere la sua prima gara, tra l'altro con una vettura moderna che conosce molto bene, e tra l'altro dobbiamo anche sottolineare che lui, le sue origini sono proprio ad Ampezzo, pur risiedendo ormai da sempre, possiamo dire, a Cordenons, però le radici, quelle karting che ce le ha proprio ad Ampezzo. Immagino che per lui correre in casa, tra virgolette, sia un qualcosa di unico, soprattutto in una gara che lui ha visto crescere. Certo, io penso che lui il percorso lo conosca bene comunque, ok? E certo ha grandi motivazioni e un'emozione particolare, perché insomma è la sua seconda gara di casa, se vogliamo, ecco, dando il Piancavallo, visto che nonostante i Natali ad Ampezzo poi è vissuto, cresciuto e lavora a Cordenons, quindi vicino a Pordenone. A proposito di Carnia Pistons e del fatto che Martini non fa più parte, diciamo, dell'organizzazione, ricordiamolo che ci sono 22 equipaggi di Carnia Pistons. Cioè, direi un numero da record, a mio avviso, perché difficilmente nei rally italiani si vedono così numerosi di un unico team. Io non ho memoria, sicuramente in regione no, però ce n'è, immagino, pochissimi, ce ne saranno pochissimi in tutta Italia. Sì, penso anch'io, ed è una dimostrazione proprio di familiarità, di attaccamento a questo marchio, a Matteo Beardi, insomma, e ai suoi più stretti collaboratori. E certamente è un'iniezione gigantesca per corroborare, insomma, l'elenco iscritti di questa gara. Cosa molto positiva, soprattutto i tanti esordienti, e questo vuol dire seminare, gettare le basi per il futuro di nuovi rallisti che iniziano ovviamente con le classi minori. Questo vuol dire crescere, vedere crescere il movimento è fondamentale, ma soprattutto un altissimo numero di iscritti in N2, le derivate da serie, perciò parliamo di 25 se non vado errato. Questo fa bene al movimento e bisogna dire grazie agli organizzatori, perché hanno lanciato e danno un giusto valore anche a coloro che corrono con le vetture meno prestanti. Sì, sono d'accordo. Amici di F Motori, ben ritrovati al magazine settimanale del Motorsport su Telefriuli. Un saluto da Marco Angileri in questa nuova puntata focus su Rally Valli della Carnia, che questo weekend sta catalizzando l'attenzione degli appassionati delle quattro ruote di traverso. Ne parleremo assieme al giornalista Carlo Ragogna. E poi spazio l'Italian Bahia, gara di Coppa del Mondo che andrà in scena il prossimo fine settimana. Per l'occasione abbiamo incontrato l'organizzatore Mauro Tavella, ma partiamo con il servizio sulla gara di campionato regionale enduro di Aviano, in questa specialità, per poi vincere il campionato italiano e 2 mi sembra europei, essendo uno per tanti anni è stato appunto uno dei riferimenti nel rallismo italiano. Carlo, torniamo a parlare di prove. C'è la Duron, il passo Duron, parte da Paolaro lo scorso anno ha dimostrato un grande affetto, dimostrato appunto al Rally Valle della Carnia, anche perché ci sono diversi piloti che arrivano da quella zona che corrono, e poi lì c'è un pezzo di storia, perché si correva il vecchio Rally della Carnia ed è stato, tra virgolette, ripescato dopo tanti anni. Sì, queste sono cose addirittura che sai meglio tu di me. Io comunque sono un pordenonese di radici, per cui sono travasato in Carnia per il ruolo di addetto stampa, ma Paolaro si porta dietro in dote questa ricchezza storica. E poi mi viene in mente la prova di Val di Lauco, che tra l'altro ripercorre un po' il tracciato che fu scelto dal 2020 da Toyota quando ha fatto il test mondiale in Carnia con Carnia Pistons, che in gran segreto, insomma, aveva allestito il percorso e aveva prestato la propria collaborazione per questo test iridato. Quindi è una prova che, se ha trovato il gradimento, parliamo della Yaris che poi vinse il campionato del mondo, possiamo ben dire che, insomma, quelli del Rally Valle della Carnia sono fortunati a potersi misurare in un tracciato di quelle caratteristiche. Poi, in fatto di novità, abbiamo questa prova di Avaglio tutta in discesa che arriva a Villa Santina il sabato sera,
2 passaggi, il secondo in notturna come per la prova di Voltois, grande spettacolo, e a Villa Santina anche l'occasione poi con il riordino insomma di stare un po' al tu per tu con i piloti. Questo del 2022 è il Rally Val della Carnia che si riconcilia finalmente con il grande pubblico, e noi sappiamo bene che in piazza Zampezzo è una festa gigantesca. È una festa, lo ricordiamo, che terminerà alle 17:30 di domenica sera, ma prima, come abbiamo sentito, il sabato sera il doppio passaggio sulla Voltois, la prima nel tardo pomeriggio dalle 18:30 in poi, la seconda più tardi con anche Lavaglio. Domenica si volta completamente pagina. Questo che abbiamo un po' riassunto assieme a Carlo Ragogna, che l'ha detto stampa del Rally Valle della Carnia, appunto è la fase di questa 2 giorni che attendevamo un po' tutti. Lo hai detto un attimo fa, lo attendeva il pubblico, perché quest'anno ha potuto ritornare sulle prove speciali e a vivere direttamente nei riordini, nei paddock, tutto ciò che un appassionato di rally vuole vivere. Grazie Carlo, un in bocca al lupo ovviamente, un buon lavoro, e ci sentiamo alla prossima, perché continuerai a seguire ancora un altro evento che sarà l'Italian Bahia. In quel caso parliamo di cross country Bahia, Coppa del Mondo, perciò di lavoro ce n'hai tanto, seguendo poi anche i principali rally del Triveneto. Grazie e buon lavoro Carlo. Buonasera a voi, ciao a tutti gli amici dei F-Motori. L'8, 9, 10 luglio sale la febbre dell'Italian Bahia, terzo round sia della Coppa del Mondo che della Coppa Europa FIA Cross Country Bahias, ma anche campionato italiano Cross Country Bahias e side by side per i veicoli leggeri. Italian Bahia, edizione numero 29 della corsa organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, una gara che si prospetta di grande livello per la presenza dei migliori specialisti del globo. Siamo andati a Pordenone, nel quartier generale dell'organizzazione, ed abbiamo incontrato Mauro Tavella, a capo del team che organizza l'evento. Dal quartier generale di Italian Bahia con Mauro Tavella andiamo un po' a vedere quelle che sono le novità di questa nuova avventura 2022. Bella avventura, perché purtroppo per gli amici agricoltori è un dramma, perché è un percorso non secco, arido, ma questo avvantaggia noi organizzatori di gare che corriamo dentro i fiumi, dove abbiamo una libertà di scelta che è enorme. Quest'anno infatti ci sarà un bel tratto molto nuovo, un po' tecnico, secondo me molto bello. Andiamo a raggiungere, quasi a sfiorare, il ponte di Madrisio in comune di Varmo, quindi giù verso proprio quasi vicini, ma distanti, pensate, più di 400 metri come prevede la normativa dai siti di interesse comunitario, proprio perché quest'anno abbiamo voluto, giusto anche per dare riconoscimento appropriato al servizio della biodiversità, quindi una gara che sarà in pieno rispetto dell'ambiente naturale, nel rispetto della biodiversità e per quello che interessa a noi, trovando dei tracciati molto tecnici, molto belli. Ce ne sono alcuni che veramente mi hanno fatto tornare indietro di diversi anni, quindi, e non vi ho ancora detto dove, quindi potete fantasticare, ma vi dico solo che si parte da Zoppola, sabato si parte da Zoppola, si arriva su fino a Barbeano, entriamo nel Cosa, giù in fondo appunto fino a sfiorare il ponte di Madrisio, saltiamo dall'altra parte in sponda sinistra dai Cugini Udinesi e da lì partiamo e andiamo su dritti fino a Dignano. 124 chilometri, mai fatto un percorso così lungo. Come dicevo ieri ad un vostro collega, è la prova speciale più lunga che sia mai stata fatta in territorio italiano. E dove si fanno le cose uniche, le cose mai fatte in Italia? Sempre qua, in Friuli Venezia Giulia, perché come dice uno slogan, io sono Friuli Venezia Giulia. Parliamo della gara Coppa del Mondo. Allora, le aspettative quali sono? Chiaro, è un momento un po' problematico, i russi ci saranno. Noi li accogliamo se arriveranno. In questo momento una bandiera che ho dovuto togliere dal parterre delle bandiere da esporre è quella dei russi. Mancano ancora un paio di team
che ci hanno contattato. Naturalmente parliamo dei top team, ne manca uno, manca forse quello più blasonato, e che mi ha anticipato qualcosa via WhatsApp. Mauro, quando scadono le iscrizioni? Ho detto lunedì alle ore 18, quindi secondo me alle 17:55 arriveranno via mail le iscrizioni di questo team. Sto parlando della BMW, sto parlando della X-Raid, non so quanti sono, non so quali macchine avranno. Le macchine sì, le macchine sono le fantastiche Mini, ma chi saranno i driver non lo sappiamo. Io so che al secondo posto della Coppa del Mondo c'è tale Vladimir Vasiliev, che però è russo e quindi può partecipare se lui vuole. Non può partecipare con la bandiera russa, eventualmente sulla fiancata gli verrà messa la bandiera della federazione internazionale, come quando alle Olimpiadi si vede lo stemma delle Olimpiadi, qua si mette la bandiera della nostra federazione, della FIA, però un pilota russo può partecipare. Pensate che se dovesse vincere questo russo non possiamo suonare l'inno nazionale, perché è proibito per le questioni che conoscete purtroppo di questa bruttissima guerra che è in atto nel centro-est, diciamo, della nostra Europa. Parliamo di Coppa Europa, anche il campionato europeo, anche qui una bella novità ormai di questi ultimi anni. Come stai andando? Mi tocchi sul vivo perché non voglio peccare di presunzione, ma è una mia creatura. La Coppa Europea e la Coppa Medio Orientale è una richiesta che ha fatto la Presidente della Commissione FIA al sottoscritto, quindi su incarico della FIA ho predisposto e programmato, organizzato prima la Coppa Europa, che è iniziata l'anno scorso, e quest'anno c'è la Coppa Medio Orientale, creatura che abbiamo realizzato noi in seno alla Commissione, ma era un'idea mia, una delle mie solite idee pazze. Sta andando bene perché nelle gare che hanno fatto in Spagna e in Grecia c'è stato un bel risultato, una quarantina di automobili partecipanti, quindi anche noi ci aspettiamo di avere fra 40 e 50 automobili e partecipanti a questa competizione. Se tutto va bene probabilmente quest'anno toccheremo il record degli iscritti, se continua così. Peccato che ci sia questa maledetta guerra, peccato chiaramente per chi sta soffrendo, per chi subisce delle ingiustizie, e non voglio prendere nessuna posizione di tipo politico, ma per me è una guerra sempre due sconfitti. E dal nostro punto di vista sportivo, se non ci fosse questa guerra, io credo che avremo altri 10-12 iscritti in più, perché i russi hanno sempre rappresentato per noi, dopo gli italiani, i team più importanti e più numerosi all'Italian Bahia. Parlando di italiano, cross country rally e side by side, una giornata in meno perché la domenica non ci saranno, il sabato sera le premiazioni per loro. Ma sì, ho voluto fare questa scelta quest'anno di terminare la gara di campionato italiano al sabato. Per quale ragione? Innanzitutto dobbiamo motivare queste persone a partecipare, dobbiamo abbassare le tasse di iscrizione, l'abbiamo fatto perché la gara comunque è molto costosa per tutti, sia per chi corre sia per chi organizza, quindi abbiamo ridotto il chilometraggio per loro, quindi abbiamo abbassato le tasse di iscrizione. Ma un'altra cosa molto importante che forse non si percepisce è che sabato sera, chiudendo la gara quindi il giorno prima, e c'è tutta la gente ancora a Pordenone, verrà fatta la premiazione di sera del campionato italiano, quindi 2 podi, e verrà fortemente valorizzata rispetto agli anni scorsi, quando, essendo fatta in coda alla Coppa del Mondo, molta gente andava via, e quando premiavi gli ultimi vedevi che c'erano soltanto 3 o 4 persone, ed era molto avvilente per queste persone, per questi piloti che comunque, come tutti gli altri, hanno fatto l'intero percorso dell'Italian Bahia. Quindi in questo modo noi gratifichiamo tutti, realizzeremo 2 premiazioni di alto livello con degli speaker straordinari che abbiamo qui a Pordenone. Nero per